Un UFO delle grandi dimensioni di un pianeta è stato scoperto dal SOHO, che sarebbe l'osservatore solare della NASA. Quindi in effetti questa sonda spaziale fu mandata in orbita nel 95 con la cosa di studiare proprio il Sole. Quindi adesso diciamo, un amatoriale ha registrato un grande UFO vicino proprio al Sole, quindi proprio dentro al Sole, quasi si può dire. Quindi il ragazzo dice che nonostante ci sia stata un'esplosione di massa coronale, dice che l'oggetto non si è mosso proprio di un centimetro, quindi è rimasto fermo ed immobile, anche dopo l'eruzione solare, cioè che il Sole ha emesso questa enorme esplosione solare. L'UFO è rimasto lì immobile come se niente fosse. L'enorme Rispetto alla dimensione del Sole, comunque la grandezza è quanto un pianeta del Sistema Solare, in effetti. Quante sono le teorie che si dicono sul fatto del Sole e molti pensano che questo sia tipo uno Stargate verso altri mondi, in effetti, cioè che si accederebbe a qualche altra parte. Quindi, secondo molti, dentro sarebbe vuoto e quindi ospiterebbe una civiltà extraterrestre. Perlomeno sono tante le teorie che si dicono sul Sole, quindi diciamo che purtroppo in questo suo blog scrive: l'UFO mantiene la sua posizione anche se un'ondata di esplosione solare lo colpisce. Si distingue perché è grande, diverso agli altri. Quindi diciamo, questa registrazione è stata presa da una persona amatoriale che registrava attraverso la sonda SOHO che la NASA ha a disposizione sul loro sito, e quindi ha fatto caso a questa, diciamo, cosa strana vicino al Sole. Molti parlano che queste civiltà extraterrestri usano il Sole per i viaggi interplanetari, cioè da una parte e dall'altra dell'universo, come avevamo sulla Terra, ma vicino al Sole ce ne stanno proprio un sacco. In effetti ultimamente non so quante volte abbiamo fatto un video o qualcosa che un grande UFO, una flotta di UFO stava vicino al Sole, e la cosa bella è che non si muovono nemmeno di un millimetro. La cosa che dice l'amatoriale, cioè questa persona che sta a guardare, diciamo, il Sole tutto il giorno tramite la, diciamo, la sonda SOHO, tramite il sito della NASA, dice questo: qualsiasi cosa si avvicinerebbe al Sole diventerebbe rossa, cioè prenderebbe il colore del Sole. Come potete vedere anche in questa immagine, che non è quella là reale, partiamo da questo. Questa è un'immagine di un'altra, sempre di, diciamo, però non è questa qui. Come vedete il puntino nero è diverso dal rosso, ma in effetti se ci avvicineremo noi con la nostra navicella terrestre lì, non riescono a capire come mai il Sole non lo bruci, cioè non lo faccia diventare rosso e lo assorba. In effetti con i gradi che ci sono, i milioni di gradi che ci sono là, qualsiasi cosa, ma solo ad avvicinarsi non arriverebbe a quella, lì sta proprio vicino, sta sulla superficie del Sole. Significa proprio che è impossibile stare in quella posizione e non fare e non bruciare, cioè a meno che non si tratta di una lega che anche milioni e milioni di gradi non gli fa nulla, quindi non è di origine terrestre. Quindi non sappiamo giustamente che cosa sia, però giustamente è terrestre non è, quindi qualche cosa di alieno, non sappiamo cosa, ma non è un pianeta, è un UFO che dopo un po' di tempo che il signore guardava, diciamo, questa diretta, dopo un'oretta più o meno ha incominciato a camminare ed è scomparso come nulla, cioè è andato via. Quindi non era, diciamo, un pianeta che poteva andare nel suo sole oppure un asteroide. No, no, perché è stato fermo e immobile
per quasi un'ora per poi proseguire e scomparire, quindi non si trattava di altro. Quindi l'attacco di oggetti, diciamo oggetti non identificati, compaiono, si rimangono lì pure per un'ora e poi vanno via come se niente fosse. Secondo me, dal mio punto di vista, questi vanno lì, si caricano e poi partono. Perché secondo me le navi aliene forse sono alimentati dal plasma del sole, dall'energia del sole, solo questo può essere, diciamo, una spiegazione razionale più o meno. Poi altre spiegazioni perlomeno non credo ce ne siano. Va bene ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo al prossimo video.